Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Flight Simulator e raga il 18 agosto esce il gioco. Adesso non so come fare perché è chiaro che con il discorso casa cioè il PC volevo comprarlo proprio con la casa nuova, non lo so, io tanto proverò su questo, mi compro un hard disk esterno in SSD, perché quelli che ho sono tutti praticamente pienotti, e vediamo se tanto riesco a farlo girare un po' così. Comunque esce il 18 agosto, comprerò la Premium Edition. Diciamo che da quello che ho capito ci sono 40 aeroporti proprio fatti perfetti, gli altri sono proprio di default, però lo scenario è perfetto, quello me lo aspettavo sinceramente. E dopo Zoscape per tutti gli aeroporti, vabbè. Comunque il PC non penso di prenderlo qua in casa vecchia, quindi per avere sicuramente tutto a cannone, tutto al massimo dobbiamo aspettare ottobre, ripeto, sul mio PC diciamo come scheda grafica sono nei consigliati, però il problema mio è il processore, che il processore comunque era del 2014, quindi è là purtroppo il vero inghippo. Vediamo, secondo me comunque lo riesco a giocare, però dettagli sicuramente non ultra alti medi, dai, bisogna capire com'è, se è giocabile o meno. E niente, insomma, siamo qui, tappa di oggi, Atene, Istanbul. Non posso purtroppo fare le operazioni a bordo perché all'aeroporto di Atene della Fly Tampa. Il problema però è che ho scelto un parcheggio cioè piccolo, era medio in realtà, però non ce la fa, cioè il servizio non è disponibile, quindi vaffanculo, insomma. Ok, buono. È una tappa di 289 miglia, quindi insomma fondamentalmente una tappa veloce, e andiamo ad Istanbul, ad Ataturk, quindi andiamo a salutare una delle zone per noi milanisti più brutte del pianeta, ahimè. Tanti mi hanno chiesto Atene, però Atene-Roma è una tappa abbastanza classica. Ok, siamo con un 737 della Turkish Airlines. Buono. Eleftherios Venizelos ground. Lufthansa 33901 with Mike, ready to taxi IFR. Lufthansa 33901, taxi to and hold short of runway 3, right using taxiway Echo Charlie Delta 2, Delta 1. Contact tower on 118.62 eyes when ready. Taxi to and hold short Qualcuno sta... runway 3, right using taxiway Echo. Ok, qualcuno è atterrato probabilmente. No, quello sta partendo. No, non è British Airways. Vediamo qua. Penso sia ancora la vecchia livrea della compagnia greca. Qua è sempre che il nostro rullaggio è sempre un po' curioso. Ok, ottimo. Eh sì, qua abbiamo... no, cos'è Lufthansa vecchio, non mi ricordavo, qualche livrea un po' vecchiotta. Bene, bene, siamo in rullaggio. E così, il 18 agosto non me lo aspettavo, secondo me sarà ancora comunque
faremo noi un po' da beta tester, solo che so giocarlo non a cannone o comunque non con il PC performante, perché ci vogliono 32 giga per l'ideale, cioè minimi, consigliati e ideali. L'ideali mi manca solo il processore, ma non è solo perché ha una scheda grafica, anche perché lui vuole una 2080 che arriverà, e una 1080, diciamo che sono sui consigliati con il processore non proprio al top, quindi vedremo insomma. Ok, qua c'è Lufthansa edizione vecchia, bellissimo l'aeroporto di Atene di Flight Tampa. Siamo un po' velocini, ma chi se ne fotte. Non c'è un grosso traffico, infatti. Sono le 16:44 ore locali, le 15 ora Greenwich. E vediamo insomma, un mese e 3 giorni e c'è il nuovo Flight Simulator. Speriamo non sia una delusione, cazzo, perché qualcuno che ha provato la beta è rimasto un po' così, perché dice che praticamente è ingestibile dal punto di vista di grafica, nel senso è ottimizzato col culo. Speriamo che non sia così, perché mi faccio il PC apposta. Ok. Vediamo l'autorizzazione. Ok. Siamo pronti al take off. Siamo pronti al take off cumendiano dalla porto di Atene, direzione Istanbul, Ataturk. Vai che andiamo. Ok. Siamo pronti alla gloria eterna. Ok. Eleftherios, Venizelos Tower, Lufthansa 33901, ready to go, runway 3 right, IFR to Munich, Lufthansa 33901. Ok. Andiamo un po' su. Altitudine. Ok. 118.0, Turkish 612. No, aspetta. Ma infatti. Athens departure, Turkish 612, just climbing through 1,900. Ok, siamo in bolla. 612, Athens departure, roger, altimeter 29907, Turkish 612. 45. 045, proceed on course, climb and maintain 1000. Ok. E procedi per 110. Turn right heading 045, resume on navigation at 1.9
Ok, cotroni ragazzi, quando cominci a contattare cotroni sono dolori, Cotroni approach. Ok. Bene, 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 bene. Very godo. Guarda che bello però, scenari mozzafiato da Atene. Allora, raga, siamo in quota crociera, mancano 199 miglia, siamo a 250, 316 nodi. Tempo perfetto, tutto iper regolare. Traffico, niente. E si gode. Momento qual questo, tornerà con un nuovo flyer. Stiamo sorvolando il Mar Comendone, un mare fatto di tante cose sexy. Insomma, guarda che bello. No, se penso, già è bello così, pensano, no, io non ce la faccio più. Io mi compro il PC prima di andare in casa, me ne frego. Spero investo tutto su quello e mi fa un culo di lavoro. Tutorial su come diventare single in 10 minuti. Ok ragazzi, mi è dato l'avvicinamento dell'S24, ho messo i dati, 238 Pro a 111,90 la frequenza radius. Boh, adesso tocca solo a noi fare qualcosa di decente, qua è un po' troppo schifoso, non mi piace. Ok, è attiva, ottimo direi, ottimo direi. 69 miglia, che è un numero meraviglioso, è il numero. Tempo ideale per voi. No, fiori, vedo cose brutte a Istanbul. Vabbè, speriamo bene. La fase di discesa a 190. Ok ragazzi, abbiamo adesso l'avvicinamento con l'approach. Fatto sulla mia pista, sta atterrando un altro stronzo, benissimo. Sono quelle cose che vi fanno star bene. Sempre ci portiamo un po' avanti per avere margine. Noi siamo in approach però, Al momento ancora non ha beccato la prua, ma presto lo farà. E adesso ci godiamo Istanbul. Siamo partiti pensavo per una rotta Istanbul-Dubai qualche netto fa. Dopo valutiamo. Ok, si sta agganciando. Intanto l'aeroplanino davanti a noi è atterrato, quindi ha chiesto l'uscita. Quindi siamo tranquilli, dovremo avere pista sgombra. Esci però 953 perché mi sto già innervosendo, grazie. Ok, contatta ground, ciao vecchio. Boh, benissimo. Ora tocca a noi raga. Adesso tra poco dovrà cominciare la virata a sinistra per allinearsi con la 24L. Eccolo. Comunque volo di una regolarità immensa, partiamo e andiamo proprio dritti di prua verso l'aeroporto di Istanbul
E qua abbiamo fatto una leggera girata, abbiamo rallentato di pochissimo proprio perché avevamo il traffico dell'aereo davanti, ma siamo proprio regolari al top. Adesso tra poco andiamo anche di sentiero di discesa, che non manca neanche in sé, che siamo a 11 miglia ragazzi, E andiamo all'Ataturk. Ok, anche l'altitudine va e si va in sentiero di discesa. Molto bene. Raga, abbiamo l'Ataturk qua. Comunque lo metterò nell'immagine di anteprima. I vari ponti. Sì, ci siamo raga. Ok, abbiamo l'autorizzazione. Very godo, ciao. Classico very godo. Qua sta arrivando a 9 miglia, cioè, oh cazzo, va bene. Cazzi suoi. Non capisco sto ok, cioè sinceramente non l'ho ben capito, cioè qua siamo tutto a posto. All'Ataturk, perché ricordatelo ragazzi, è incredibile. All'Ataturk, purtroppo. Ho visto che lo stadio, meglio di così. Noi stiamo proprio volando al top, vediamo qua, no? Malata traffico. Segue 737 in finale, si capivo 737 in finale, ma puttana miseria, adesso stare sempre con l'ansia, oh. Ma porca miseria. Ecco, penso che gli aeroporti di default di Microsoft Flight 2020, quelli non diciamo super a cannone, saranno così, però chiaramente con un contorno leggerissimamente diverso. Boh, tocca a noi, tocca a noi, tocca a noi, tocca a noi, tocca a noi. ILS è un Jordanian, non ne frega niente del Jordanian Airlines. E sta calmo, madonna. Ok. Buono. Regolarissimo. Un touchdown degno del miglior Kume. Perfetto. Very good. Ciao. Adesso dobbiamo uscire. Jordanian 167, cleared to land, runway 24. Number 2 for landing, follow the aircraft on final. Speriamo bene. Cleared to land, runway 24. Vabbè, noi Jordanian 167. allora, usciamo subito. Ground, Egypt Air 736 with kilo, ready to taxi IFR, Turkish 612, exit runway when able. Egypt Air 736, taxi 2 and hold short of runway 36 right via taxiway kilo, Sierra Golf. Contact tower on 11.1 when ready. Turkish 612, contact ground on 121.8. Taxiing hold short runway 36 right using taxiway kilo, Sierra Golf. Egypt Air 736. Sta arrivando? Ok. Eccolo qua. Ce l'ha fatta, bravi. Dai, devo andare al gate.
Vediamo dov'è. 612. Beh dai. Qua sta rullando. Beh, c'è un po' di traffico. Eccolo qua, sta arrivando. Avevo veramente il terrore di beccarmelo, invece hanno fatto un buon lavoro quello della TC di Istanbul. Touchdown! Qua devo fare il giro di qua, fare anche veloce perché, eccolo, beh, è arrivato, dai. L'abbiamo visto. Siamo arrivati, purtroppo è un problema col GSX che praticamente mi dà dei piccoli bug su questo aeroporto, che è un aeroporto veramente buggoso, Ataturk. E niente raga, solo il comandante veneziano, volo perfetto, tutto meraviglioso. 18 giugno, sì, ciao. 18 agosto Flight Simulator 2020. Lo proveremo su sto PC, speriamo bene. E niente fiori. Fly è sempre fly. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!